Una quarantina tra Veneto e Lombardia le banche assaltate dalle due bande di giostrai dal 2015 al 30 luglio scorso, con l'ultimo furto a Salzano. 500.000 euro l'ammontare complessivo del bottino per i saccheggi ai bancomat nelle diverse province venete. Le due bande, composte da 20 sinti, da questa mattina si trovano in carcere. Mettevano a segno i raid nelle vicinanze delle città d'origine e di residenza, nel Trevigiano, a Oderzo, Valdobbiadene, in Vittorio Veneto, Mansueto e Ponzano, solo per citare alcune, a Mestre, Venezia e Noale, quindi a Sandrigo, Rossano Veneto e Camisano Vicentino, Cittadella e Pieve di Sacco. La mente e braccio operativo che confezionava gli ordigni esplosivi, le cosiddette marmotte, un trevigiano, Giodi Garbin, 29 anni, di Altivole. Un'associazione ben strutturata per quello che a noi risulta, con nascondigli per le autovetture, utilizzo delle armi che finora non abbiamo trovato, questo dobbiamo dirlo. Però abbiamo trovato riscontro, una polvere pirica utilizzata per gli ordigni. Tra gli arrestati i soliti noti e appartenenti alle famiglie Cassol, Maggior, Pietrobon, Fracasso, Cavazza, Rossetto. Una peculiarità è che ad alcuni di questi soggetti è stato contestata il concorso esterno ad associazione a delinquere, che è un po' una novità in questi territori e per questo tipo di fenomeno. Perché normalmente veniva contestato ai mafiosi. Sì, questa qui è una delle prime volte che viene praticamente ai fiancheggiatori viene contestato il fatto di aver agevolato, supportato e in qualche modo facilitato l'attività delinquenziale dell'organizzazione stessa. L'operazione, eseguita all'alba di oggi, ha visto impegnati 200 militari dell'Arma che hanno passato al setaccio anche i campi nomadi di tutto il Veneto.